spero che sentiate. Guarda, Vittorio. Questa lite a distanza praticamente fra i tifosi appunto del Napoli e i tifosi dell'Atalanta, se possiamo definirli così, e ovviamente io credo che i tifosi del Napoli saranno gli ultimi anche in tribuna a lasciare la zona, perché appunto i giocatori all'interno stavano hanno avuto un'esplosione di gioia con Mazzarri e Santoro, che sono stati i primi due ad abbracciarsi subito dopo il fischio finale. Santoro, il team manager del Napoli, è completamente impazzito di gioia, ha iniziato a saltare e a esultare, poi ha abbracciato Walter Mazzarri per questa vittoria fantastica. Noi tra l'altro siamo vicini anche ai carabinieri, quindi per qualsiasi problema proviamo a vedere se passa Luciano Spalletti, ma secondo me difficilmente lo beccheremo. Vittor, vai con la camera di nuovo sul settore ospiti, così vi mostriamo quello che sta succedendo. Però io intanto faccio un recap di ciò che abbiamo visto in campo. Un grande Napoli, quello di Walter Mazzarri, che magari non ha eccelso, non ha brillato in gran parte del secondo tempo, però nel primo tempo ha giocato, io direi, più che bene. Nel secondo tempo magari un minimo ha risentito, questo è sicuro, però alla fine l'ha portato a casa, che era l'unica cosa che contava dopo la sconfitta contro l'Empoli. Ciao, dicevo, era l'unica cosa che serviva, la vittoria dopo la sconfitta contro l'Empoli. Sì, buonasera a tutti. Ciao, come ti chiami? Antonio Bocce da Stoccarda. Antonio Bocce da Stoccarda, quindi sì. È un onore averti qui da Stoccarda fino a Bergamo per seguire il Napoli. Sì, naturalmente, per il Napoli questo è altro. Vedo che eri in zona ospitality. Sì, facevo finta di essere tifoso dell'Atalanta, però. Stupendo tutto ciò. No, sono contento che è ritornato Mazzarri a Napoli. Sì, è ritornato alla vittoria, che ci dà una cosa positiva pure per il Real Madrid in Champions League, che è una cosa fondamentale. A questo punto si può sognare una risalita, perché i segnali sono positivi alla fine. Io dico sempre step by step. Vediamo mercoledì. Vediamo mercoledì, ma vediamo pure in campionato, che questo ci porta i 3 punti a casa naturalmente. Poi contro l'Inter la prossima settimana abbiamo, dopo il Real Madrid, che è anche una partita difficile. Vediamo che l'Inter questa stagione. Ci dice un Forza Napoli in tedesco? Forza Napoli für immer und ewig. Domani sera cosa tifi? Juve o Inter? Pareggio. Ci sta. Un punto però, in Napoli 3 punti, però Modena 2. Alla napoletana. Grazie mille al nostro amico da Stoccarda, grazie. Intanto c'è un altro tifoso, non ho capito se è atalantino. Sì. No, atalantino. Come ti chiami? Paolo, che cosa vuoi dirci? Ho visto che ti sei fermato. Perché Forza Napoli! sono dispiaciuto, perché pensavo di vincere, però purtroppo Forza Napoli! Forza Napoli! per un episodio purtroppo abbiamo perso. Quindi vabbè, in effetti il pareggio forse era il risultato più giusto magari, però alla fine Elmas come l'anno scorso ha segnato nei minuti finali. Sì. Che dire, che sia un buon auspicio per l'Atalanta e per il Napoli, magari per la prossima, per l'Atalanta e anche il Napoli contro l'Inter. Grazie per la sportività, per essere qui. Buon ritorno a casa, grazie mille, grazie anche al padre. Tra l'altro il tifoso è stato, diciamo, questo è anche virale da TikTok, forse mentre parlava il tifoso dell'Atalanta è stato preso di mira. Vieni qua, vedi, se riesce, è stato preso di mira dai tifosi. Intanto qua secondo me escono pure i giocatori dell'Atalanta, caro Vittor. Salve. Ciao. Piacere. Grande partita del Napoli, no? Indubbiamente, grandissima partita del Napoli. Come ti chiami, da dove vieni? Giuseppe, residente Monza Brianza, nato Monza Brianza, ma tifosissimo del Napoli, da sempre. Perché mi hai docchiato da lontano. Ti ho riconosciuto. Quindi sei andato fuori all'hotel del Napoli queste? No. Era lì, non so se lo sapevi. Cavenago Brianza. Sì, so che era lì, ma sono già andato l'anno scorso e ho detto ho già dato, però sono venuto qua. Tra l'altro lì c'è anche l'agente di Politano, Mario Giuffredi, se lo inquadri, quel signore con la sciarpa. C'è anche l'agente di Politano, Mario Rui, di Lorenzo, il Mario Giuffredi, che tra l'altro ha presentato il libro allo Stadio Maradona qualche giorno fa, quindi presenza gradita. Commento con te questa bella vittoria. Tu devi scappare o... No, sono contento, volevo godermi il momento, bellissimo. Assolutamente sì. È sempre bello vincere qua. Migliore in campo secondo te? Mazzarri.
Hai visto come è risultato con Santoro? Sì, Sono sì, abbracciati sì, come sì, non sì, mai. sì, grossa soddisfazione. Ma io me lo sentivo, io me lo sento quando vince qua a Bergamo, quindi ero sicuro di questa Poi vittoria. di nuovo Elmas come l'anno scorso. Come l'anno scorso, uguale. Molto bene, molto Fantastico, bene. grazie mille, Io vi Giuseppe. ringrazio, Forza Napoli Grazie sempre. mille a te e resta sempre così, napoletano, nonostante tu sia di Monza. Esatto. Ci vediamo poi a Monza-Napoli, ovviamente. Più che volentieri. Alla prossima, grazie mille. Vieni qua, vieni. Sarà lui, sarà lei, vieni, sarà lui, sarà lei. Vieni. Guardiamoci. Grande, ciao, come ti chiami? Lorenzo, Lorenzo, tu sei tifoso del Napoli. chiaro. Vittoria meritata alla fine, magari forse il pareggio è il più giusto, però vittoria che serviva, punto. Certo, quello sicuro. La prima di Mazzarri è andata benissimo come mi aspettavo. Secondo tempo ci siamo un po' addormentati all'inizio, poi ci siamo ripresi. Bene per il recupero di Osimhen e continuiamo così, sempre Forza Napoli. Hai visto Osimhen senza mascherina? Hai Infatti notato? anch'io l'ho visto, non capivo se fosse senza o fosse con, Se se la però fosse dimenticata, secondo me invece ha voluto un po' cambiato l'allenatore e cambiato pagina. tutto. Esatto. Quindi magari sarà propizio per il futuro. Buono così. Contro il Real? Contro il Real dovevo andare, non ci vado, spero Real tanti fuori. Infatti, almeno un pareggino magari. No, io dico 2-1 Napoli. Di nuovo, magari. Grazie mille amico mio, buona serata. Buona serata a te, sempre. Forza Napoli sempre. Salutiamo anche i nostri altri amici, venite qua ragazzi, giriamoci verso lo stadio così facciamo venire Aniello e Giovanni, venite. Sono un attimo a fare il back to back. Stato da 0-1, ho detto 1-2. Vabbè, non fai ragione. Io dicevo 0-1, ma 1-2 va bene lo stesso. I 3 punti poi con Mazzarri. L'abbraccio fra Santoro e Mazzarri a fischio finale, hai visto? No, non l'ho visto. Io mi sono Marco. quasi emozionato perché Santoro è impazzito, ha saltato con un grillo Giuseppe, e ha Giuseppe. abbracciato così. Grande Santoro, Migliore grande in Giuseppe. campo? Migliore in campo. Guarda, ti dico, Anche lui. Bello! per me Rahmani in difesa, grande anche segnato. grande Rachmani, e Kvaratskhelia ha giocato abbastanza bene. Assolutamente sì. Ha fatto un partitone. Osimhen senza mascherina. Osimhen senza mascherine, infatti Una novità. è stata una cosa strana. Forse una cosa anche l'amico di prima magari ha voluto voltare pagina. Bravo, Basta. può essere, hai ragione Vedremo Marco. se con Real la indosserà. Mi dispiace per Olivera perché stava giocando bene il primo tempo, ha fatto un partitone pure Non Olivera. l'avevo ancora detto, volevo tenermi la nota dolente. Però Olivera ha fatto un partitone. si Anche teme qualcosa. Si teme qualcosa. Attendiamo ancora notizie allo sport. Aniello. Madonna, mi troppo Il migliore in campo, secondo te Anil? non lo so, troppo bello. Forza Mazzarri, perché ha fatto quelle due sostituzioni. Forza Montone! Montone, sì! Il nostro amico Ciro, salve, buonasera. Grande Napoli. Forza Napoli, forza Amir, ciao Amir. Sono tornati anche loro, tutti quanti assieme, venite qua. Bacia mia moglie. Un bacio a mia moglie e alle mie figlie, Gabriella e Micaela. Dall'Orio Center. Allora ragazzi, una cosa simpaticissima perché abbiamo esultato alla fine della partita, va bene? È successo quello che non doveva succedere, abbiamo fatto una vittoria alla Mazzarri, abbiamo vinto all'ultimo, abbiamo ripreso quello che abbiamo lasciato tanti anni fa e l'unico obiettivo è far rimanere lo scudetto sul petto, questo è l'unico obiettivo che teniamo, perciò continuiamo così ragazzi, continuiamo così, forti in casa e fuori casa, che come disse il Cafone, c'è maniera e sfunneremo. Ciao ragazzi. Grazie mille, grazie anche a voi dall'Orio Center, buona serata anche a voi. Paolo, Che bello, che soddisfazione. vieni qua, tu ti ho visto impazzire in tribuna, salivi, scendevi col passo al collo. Mamma mia, che felicità. Hai detto Jack, ma che combinavi? Questo Ti ricordi? Vabbè, io sono felicissimo come è andata, come è venuta. L'ha mandato il pallone! Perfetto. Daniele, non è chiesto. Daniele, su, un attimo. Ce l'abbiamo fatto! Grande amico mio dalla Croazia. Poi, ma ti ricordi quando il famoso biglietto perso l'anno scorso? Assolutamente Quanti sì. visionati abbiamo visto? Lei è il vigile. Ma ti ricordi Antonio? Sei Antonio? Come stai Antonio? Marco. Ragazzi, questo è adesso non è in Sì, servizio, sì, vedo? sono fuori servizio stasera, sì, sì. L'anno scorso lo fecemmo Lo sketch, fu un caso, davvero. ed è tornato evidentemente a salutare. Quasi
quasi 1 milione di visualizzazioni su quello. Complimenti. Complimenti a lei. Complimenti a te Marco e saluti a tutti e sempre Forza Questa è Napoli. una carrambata. È la carrambata, che sorpresa. Ci vediamo alla prossima con la Sarditana. Okay, grazie mille, buona serata. Professor siciliano, Paolo. Aniello e Paolo. I due veterani, che tipo Rachmani e Paolo Cannavaro, non lo so. Allora, Con la maglia abbiamo detto Lobotti, col capello dello Lobotti che abbiamo detto. è tornato Mazzarri. Spalletti era in tribuna per la prima volta a guardare il Napoli. Posso dire una cosa io? È tornato Osimhen. Senza mascherina. Bravo, io ho detto a lui. Ho detto vicino a Giovanni, ciao, tu non dico qualcosa di Osimhen? No, non te una mascherina. Infatti nessuno se ne era accorto. Io Scordato, non fa niente, però. Ma magari c'è anche l'ha voluto fare apposta per cambiare un po' pagina, non lo so, vedremo. Magari gli sarà chiesto e nel frattempo invece migliore in campo Victor? Alla fine non ha segnato, però ha fatto quello che doveva fare, capito? Pochi minuti, ecco, quando tu c'hai un grande attaccante, un grande giocatore, questi sono i grandi giocatori, ti fanno vincere le partite. Assolutamente sì. Elmas l'anno scorso ha segnato e stasera ha segnato. Il diamante, il secondo gol ha fatto. Il diamante Macedro. E chi Marisci? Che possiamo dire? No, sfogo libero, sì, sarà sì, assolutamente, anche perché poi andremo a mangiare insieme, quindi sarà ancora più bello. E la cosa principale è che si deve avere questa mentalità, si deve sempre giocare così, soprattutto in casa, perché uno va a vincere, anche Rudy Garcia vinceva le trasferte. Però in casa non si riusciva mai a trovare quel punto di, come dire. E domenica c'è una partitina proprio da niente contro l'Inter. Ci mangiamo. Mercoledì fiduciosi. Ecco, per esempio, Fiducia, no, vabbè, dobbiamo, ecco, esatto. partita per partita. Magari anche un punticino che sarebbe oro. 2 partite di fondamentale importanza. Con un punto segnativamente. Loro si qualificano matematicamente al primo posto Real Madrid e noi possiamo mettere la ciliegina sulla torta, capito? Con punticino. Chissà. Caso di infortunio grave di Olivera, come purtroppo non si sa ancora ufficialmente. Io l'ho visto con le stampelle, stava lui. Ah, vedi, abbiamo una notizia. Sì, ho visto con le stampelle, mancavano 7-8 minuti alla Quindi fine. è entrato proprio agli ultimi secondi, ultimi minuti di partita. L'ho visto. Sono venuti a prendere con la barella. Sì, questo sì. Io pensavo tibia e perone, almeno da quello che ho visto io. Quindi ragazzi, Olivera è uscito dal campo di stampelle, diamo questa notizia e non è un buon segno, anche se lui stava con le stampelle, io ho visto l'ultimo minuto che lui stava con le stampelle in campo. vabbè, aspettiamo l'esito Poi c'erano tanti anche in tribuna a Rinascimento dove stavi, c'erano tantissimi napoletani, tanti napoletani, una grande soddisfazione, cosa che non c'era a Verona. Io ci tengo a sottolineare quello che è successo a Verona, guarda. Io stavo in tribuna stampa a Verona, guarda, ho visto delle cose assurde. Poi io sono passato in tribuna stampa pure a salutare lui. Non è assolutamente così. Ma pure ci hanno detto tante parole qua, però a livello, sai, quando ha segnato il Napoli, quando ha segnato a Napoli, questo non è casa vostra. Scusi, segno Napoli, che faccio? Non grido, sto zitto. Infatti no, a me non si sono permessi invece. Diciamo, hanno fatto. Ci hanno detto anche le brutte parolacce, Giovanni. Che parolacce hanno detto, Giovanni? Non le puoi dire? No, non lo posso dire. In italiano? Una bella parola pesante verso mia mamma. Abbiamo capito. Siamo nel 2023, ancora nel razzismo tra nord e sud. Mamma mia. Comunque. Agnello mi ha tenuto, perché sennò non so come. Però ha parlato il campo, parlano anche i tifosi. I fratelli partenopei, grandi fratelli, che usciranno fra un'oretta. Ma pure 2 ore, allora non ci fai niente. Io penso a breve uscirà. Non ci fai niente, già non c'è più nessuno che offre.